alla notte di Natale, che nasce lo bambinello, che nasce mezzo la paglia. Quello che ci ha spinto a fare questo presepe vivente nel 2007 è stato sicuramente la cosa più importante, l'amore verso questo territorio. Noi qui ci siamo nati, conosciamo bene ogni angolo del paese, ogni cortile e li abbiamo valorizzati. Purtroppo adesso sono abbandonati, però abbiamo riscoperto un po', ritornandoci un po' la nostra storia ma anche le nostre tradizioni. Tradizioni alle quali siamo molto ma molto attaccati, tradizioni a 360 gradi, tradizioni, gli antichi lavori, gli antichi mestieri, gli antichi arnesi, ma anche gli antichi sapori e gli antichi odori, quindi coloro i quali hanno la possibilità di venire, generalmente sono veramente stati molti, ma molte persone sono sempre arrivate ogni anno e quest'anno la parte più bella resta sempre quella, la visita delle scuole dei bambini, perché guardare negli occhi dei bambini lo stupore e anche la capacità di gustarsi la bellezza dei luoghi è veramente qualcosa di importante. Credo che noi con questa manifestazione abbiamo raggiunto anche un obiettivo importante, anche l'obiettivo turistico. Anche quest'anno noi aspettiamo diversi autobus che vengano anche da fuori regione, oltre che i turisti che albergano nei nostri alberghi, ci vengano a trovare e siamo veramente ben lieti, perché poi l'obiettivo più importante è di non fare manifestazioni fine a se stesso, ma che hanno un fine importante, che è il fine turistico. Questa è la 13ª edizione. Noi per i serali inizieremo come al solito il 26 dicembre, che ci sarà una bellissima inaugurazione con attività artistiche importanti. Poi il 26, dopo il 26 abbiamo il 28 dicembre, poi giorno 1, giorno 3, giorno 4 e giorno 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. Quindi venite come al solito sempre a trovarci, perché noi ci siamo da sempre rinnovati ogni anno, e anche quest'anno troverete delle cose nuove e delle cose bellissime da vedere ma anche da gustare. Lilli Contino di Sicali Art. Oggi vestita da Babbo Natale? Oggi sì, in tema Natale, sì. Allora, raccontiamo un attimo cosa stanno facendo questi bambini con la creta, il DAS, cos'è? È argilla, è la base della ceramica. Si stanno divertendo a realizzare delle cosine in ceramica con degli stampi, in modo da capire com'è il procedimento della ceramica dalla base. In questo momento giustamente si possono fermare solo lì per il tempo che abbiamo, però è un modo anche per capire da dove si parte. Le nostre impressioni sono positivissime, siamo ritornati nuovamente per il secondo anno a Montaperto, perché l'esperienza è molto entusiasmante, non solo per i bimbi ma anche per noi insegnanti. Molto bello e si ritorna veramente al passato. Siamo l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, nonché il Plesso Garibaldi. Complimenti. Salutiamo? Salutiamo a tutti, ciao! Vi aspettiamo dal presepe di Montaperto dal 26 al 6 gennaio. Ciao!